Incidente sul lavoro a Porto di Marghera dove 4 container vuoti sono caduti in acqua da una nave ormeggiata al Molo A. Una fortuna che nessuno sia rimasto coinvolto nell'incidente, che dunque non ha causato feriti. Attorno alla nave però erano al lavoro parecchie persone e dietro era ormeggiata una nave da crociera che aveva a bordo sia passeggeri che equipaggio. I container erano vuoti, d'accordo, ma di misura molto grande, 12 metri di lunghezza. Sul posto gli uomini della Capitaneria di Porto per i rilievi e per ricostruire l'accaduto. I sindacati chiedono da tempo e con forza che il traffico merci e quello passeggeri vengano separati nettamente. Secondo Renzo Varagnolo, segretario generale della Filt CGL del Veneto, va fatta chiarezza su tutto il sistema e l'organizzazione dei due flussi, compresi i canali di navigazione e i percorsi che arrivano al porto di Marghera, oltre che naturalmente ai moli di attracco. Qualcuno dirà che si tratta solo di container vuoti, sottolinea Varagnolo, e invece quel che è accaduto è un segnale molto preoccupante e si è corso un grave rischio per i lavoratori. Un incidente del genere non deve più ripetersi.